C'è un nuovo piano per il contrasto alla povertà e la parola d'ordine è mettere in rete i servizi esistenti. Esattamente, il piano regionale per il contrasto alla povertà, adottato il 16 ottobre del 2018 con delibera regionale, scritto in attuazione del piano nazionale per il contrasto alla povertà, mette in rete tutti i soggetti del terzo settore, mette in rete l'Alleanza contro la povertà, i 21 ambiti territoriali che la Regione Veneto ha individuato nei comitati di sindaci di distretto, ma anche l'ANCI, l'Ordine degli assistenti sociali, per contrastare tutti insieme il fenomeno della povertà e per promuovere nei territori l'inclusione sociale. Uno degli strumenti operativi che si attendevano era questo NOA, che cos'è? Il NOA è uno strumento che abbiamo pensato assieme agli ambiti territoriali per mettere in rete tutte le risorse che sono presenti nel territorio e per far comunicare tutti i diversi soggetti, i diversi attori che negli ambiti territoriali lavorano. Il NOA dovrà anche dialogare con la Regione proprio per garantire il monitoraggio e la valutazione sui processi messi in campo nei territori. Ecco, è ovvio che il fulcro centrale di tutto è trovare lavoro. Certo, il lavoro oggi è il tema centrale, però non è solo, non soltanto con il lavoro si riesce a contrastare la povertà, è necessario costruire, rafforzare il sistema di servizi sociali, che sono assolutamente fondamentali ed essenziali, che rendono efficace e anche qualsiasi tipo di inserimento lavorativo, soprattutto in un momento di crisi come questo, dove le famiglie vivono delle situazioni multiproblematiche e la povertà è multidimensionale. Un capitolo importante anche quello che riguarda i ragazzi. Certamente è un tema centrale, tra l'altro trattato anche nel rapporto Caritas 2018, quello della povertà educativa, e su questo la Regione sta prestando una particolare attenzione, dedicando anche delle risorse specifiche alla povertà educativa e ci tengo anche a precisare che il prossimo anno, nella futura programmazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto che venga rafforzata proprio le risorse nazionali che poi verranno date e erogate alle regioni proprio per l'infanzia e l'adolescenza. È un momento in cui ho sentito parlate moltissimo del REI, delle misure di applicazione, però è un po' tutto in discussione, questo crea un po' incertezza anche sul quadro che si verrà adottato in un prossimo futuro. Certamente, ma noi pensiamo all'oggi. Noi pensiamo all'oggi, però su questo abbiamo avuto un'assicurazione da parte del Ministero, cioè che la quota servizi, quella quota del Fondo Nazionale per la lotta alla povertà che va a rafforzare i servizi sociali, sarà assicurata anche per il 2019 e per il 2020, quindi intanto possiamo lavorare insomma, su queste risorse.